Buongiorno ad Ainonimo Napoletano, eccoci. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, questa tua passione per la scrittura ti ha portato anche a scrivere e a comporre una delle canzoni che tra poco ascoltiamo, ma che ha anche questa questo velato senso nascosto, no? Di chi c'è dietro Ainonimo Napoletano. Sì, partiamo da Ainonimo Napoletano perché sono un tipo abbastanza introverso, non è che mi piaccia mostrarmi tutto, infatti come hai detto sono 30 anni che scrivo, questa è la prima volta che un pubblico sente attraverso la musica i miei testi. Sono 30 anni che sono rimasti nel cassetto, mai qualcuno, sono parenti stretti, sono riusciti a leggere quello che ho scritto, insomma. E però racconti questa città di Napoli dove ovviamente hai le radici, però hai girato un po', no? Giri un po' l'Italia, e cosa ti porti sempre o ti ha aiutato a scrivere di Napoli? Qual è quella parte di base, no? di partenza? L'umanità. Napoli è intrisa di umanità, di sentimento. Il grande Pino diceva sempre, no? L'importante è il sentimento. Quindi questo trasporto mi ha aiutato sia in Italia che all'estero, perché ho viaggiato anche molto per lavoro, di dare proprio come base di vita questo senso di umanità verso il prossimo, insomma, verso i sentimenti in generale. Si legge anche nei miei scritti che proprio io parto proprio dai sentimenti anche più nascosti. Sì. Miei, ma possono essere di tutti, ecco. E qual è lo strumento che utilizzi, o magari gli strumenti che utilizzi per con questa nuova tecnologia, per poter andare lì a comporre? Allora, io di base sono figlio dei Napoletan Power, quindi partendo da Pino Daniele, Chianzenese e tanti altri, insomma. Io lavorando nel campo informatico so bene come funziona l'intelligenza artificiale. Sì. Quindi è nato tutto con la mia compagna, prendendo la poesia di mia mamma, che è scomparsa 21 anni fa. Sì. Da lì sono partito, perché la trasformo in un testo musicale e ci metto una musica sotto, quindi da lì poi è partito tutto. Quindi sono partito dalle mie radici musicali, dalla mia radice natale, che è mia mamma, e lo strumento, l'intelligenza artificiale usata bene può essere d'aiuto. Ok, salutiamo Ainonimo Napoletano. Jan non fa così è la sua canzone. A presto e buona giornata. Buona giornata a voi, un abbraccio.